Con il conflitto nel Golfo Persico, come già accaduto per la guerra russo-ucraina, il costo delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti rischia di gravare sulle realtà della Sardegna che si occupano di edilizia, costruzioni e di lavori pubblici. L'allarme è di Confartigianato Imprese Sardegna, che ricorda come gli imprenditori isolani si trovino in una tempesta perfetta nella quale vi è il costo delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti, la scarsa reperibilità di questi, la difficoltà di trasporto e la necessità di aggiornare continuativamente listini e preventivi per non perdere ordini e lavori. Oltre agli aumenti immediati, si stanno diffondendo anche pratiche commerciali che riflettono il crescente clima di incertezza nel mercato. Alcuni fornitori infatti richiedono alle imprese di confermare i preventivi entro 24 ore, avvisando che in caso contrario le condizioni economiche potrebbero subire modifiche. Queste dinamiche si inseriscono in un contesto già complesso per il settore delle costruzioni. Già all'inizio dell'anno si erano registrati aumenti intorno al 10%, mentre il recente incremento dei costi dei carburanti sta incidendo direttamente sulle spese di trasporto, sull'impiego dei mezzi di cantiere e più in generale sull'operatività quotidiana delle imprese. Il tema riguarda in modo diretto anche il settore degli appalti pubblici, dove variazioni improvvise dei costi dei materiali possono incidere sulla sostenibilità economica delle commesse. Gli aumenti rilevati rischiano di incidere anche sull'equilibrio economico dei cantieri già avviati, creando difficoltà sia per le imprese sia per le pubbliche amministrazioni impegnate nelle opere nel rispetto delle ultime scadenze relative alla realizzazione dei progetti già in calendario con gli ultimi fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per Confartigianato Imprese Sardegna, se tale dinamica dovesse proseguire, il rischio concreto sarebbe quello di rallentamento o fermo dei cantieri pubblici e la difficoltà di realizzazione degli interventi programmati sul territorio. L'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione dal 3 al 30% comincia a incidere profondamente nei bilanci delle imprese sarde del settore. Oggi c'è il timore che l'instabilità dei prezzi, dalle materie prime all'energia al gasolio, possa ripercuotersi sia sui lavori pubblici sia sugli interventi privati, con durissimi danni per una situazione che potrebbe essere difficile da sopportare soprattutto per le piccole e medie imprese. Le analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna stimano come nell'isola siano quasi 20.000 le micro e piccole imprese produttrici e dell'edilizia, che impiegano quasi 54.000 addetti, interessate da uno shock sui maggiori costi delle materie prime, che su base annua vale quasi oltre mezzo miliardo di euro, pari all'1,7% del prodotto interno lordo regionale. L'associazione artigiana, raccogliendo i dati sulle fatture d'acquisto pre e post crisi Iran presso alcuni propri associati, rileva come alcuni materiali stiano mostrando rincari assolutamente rilevanti. L'aumento generalizzato dei prezzi, come da comunicazioni che stanno arrivando dai fornitori verso le imprese, varia dal 10 al 15%, con punte del 30%. Il rischio è quello di compromettere l'equilibrio dei contratti e rallentare l'esecuzione degli interventi. A questo riguardo, all'interno dei bandi di gara si ritiene fondamentale l'applicazione delle clausole di revisione e la compensazione dei materiali per le opere pubbliche, così come previsto dal Codice degli Appalti Pubblici, per contrastare l'aumento dei costi e compensare i maggiori oneri delle imprese, in modo da garantire un equilibrio economico nei contratti, tutelare le aziende impegnate nell'esecuzione dei lavori. La Confartigianato è molto preoccupata per questo aumento del carburante. Questo aumento sta facendo lievitare tutti i listini prezzi delle materie prime. I nostri fornitori ci hanno mandato già tutti gli aumenti in corso e quindi c'è una preoccupazione importante da parte delle imprese che oggi hanno dei contratti già con l'amministrazione pubblica e anche col privato.
se dovessero perdurare questi costi non potremmo chiudere i cantieri, quindi c'è una grossa preoccupazione. Oltre alla categoria dell'edilizia, del mondo casa, c'è tutto il lapidio, il mondo delle cave che sono preoccupati per questi aumenti, forti aumenti. Quindi insomma chiediamo alle istituzioni che facciano un controllo mirato su quelli che sono le speculazioni anche nelle materie prime. Quindi insomma un'attenzione particolare.